Al via a Realmonte la splendida cornice del Lido alla Spiaggetta ha ospitato il secondo appuntamento della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio tra letteratura, musica e arte, presenti il medico musicista Salvatore Nocera Bracco, la pittrice contemporanea Anna Pennica. La conversazione è stata moderata da Antonio Liotto e Luciano Carruba, coordinati da Salvatore Picone. L'iniziativa, promossa dalla città della Scala dei Turchi, è realizzata con il coordinamento del professor Stefano Tesè e di Luciano Carruba e si inquadra nell'ambito delle manifestazioni del cartellone estivo Costa Bianca 2022. Siamo qua in questo splendido mare di Realmonte, Giallonardo a dire il vero, che è stato il mare che ha cullato le antiche civiltà mediterranee, in particolare quella greca e quella latina. I latini parlavano di ars medica, quindi questa cosa bellissima della medicina e l'arte, quindi la medicina come arte. Ovviamente qualcuno ha imparato a riconoscermi come medica artista, unica parola, che non è altro che un medico che pratica l'ars medica, che non è soltanto un medico che fa l'artista, nel mio caso devo dire anche, io appartengo a una tradizione umanistica molto profonda che va dai cantastorie siciliani agli Aedi, ma che mette al centro del suo interesse medico innanzitutto la persona, prima la persona e poi la sua sofferenza. Il medicartista stasera è il titolo di questo libro che presentiamo, edito da Medinova, il mio amico Antonio Liotta, il medicartista del corpo, la cura e le parole, con la prefazione di Matteo Collura. È un itinerario che mi riguarda come crescita personale, umana, artistica e professionale, in cui si riflette, si narrano alcune esperienze che io ho avuto come medico, ma si riflette anche un po' sul valore della medicina attuale, tutta votata, diciamo così, alla scienza e poco votata alla relazione umana. La scienza è importante, l'evidenza clinica credo che sia la cosa più importante di questo periodo perché permette, no, l'evoluzione e la crescita tecnica, ma in realtà chi chiede aiuto medico, soltanto il 15% sembra ha bisogno di un intervento clinico, l'altro 85% ha bisogno di una relazione reale. Arte contemporanea, 16 tele, figurativo, astratto e pop. Il messaggio che voglio comunicare è un messaggio del sentire, il sentire personale ma un sentire comune, è quello che ognuno di noi vede in quello che io ho rappresentato e chi guarda le tele vede quello che ha dentro di sé. Seconda edizione della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio. Quest'anno diversi momenti nel corso dell'itinerario letterario, culturale, il sindaco, l'amministrazione comunale a cui va un ringraziamento e un ringraziamento quindi anche all'assessore turismo e spettacolo Leonardo Fiorica, ha voluto dedicare questo itinerario riuscendo comunque a coprire le varie aree del territorio di Realmonte.